Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. La Polizia Postale di Catania ha disposto perquisizioni domiciliari nei confronti di 18 persone indagate per aver divulgato materiale pedopornografico attraverso il programma di file sharing Emule. La polizia sta anche indagando per risalire ai luoghi della produzione del materiale pedopornografico, mentre le città interessate dalle perquisizioni sono 17, da Milano e Rimini a Reggio Calabria e Crotone, 2 i calabresi finiti nell'indagine. Ha ucciso la madre dopo una lite con un coetaneo. È accaduto la scorsa notte a Catanzaro, nel quartiere Lido. La vittima, Maria Concetta Sacco, 53 anni, insegnante elementare. A ucciderla, con almeno 6 fendenti sferrati con un forchettone da cucina, è stato il figlio 21enne, Marco Umberto Caporale, che soffriva da tempo di problemi di depressione. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, il giovane, rientrato in casa ieri sera, avrebbe scaricato la sua rabbia contro la madre. I militari della Guardia di Finanza, su disposizione della Procura della Repubblica di Crotone, hanno effettuato 15 perquisizioni in vari istituti scolastici della Calabria e nelle abitazioni di dirigenti scolastici e titolari di società private che sarebbero coinvolti in una truffa da 2 milioni di euro sulla fornitura di materiale informativo e arredi per ufficio. Si tratta della prosecuzione dell'indagine condotta dal sostituto procuratore Pierpaolo Bruni, che ora si estende anche alle province di Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia. Ieri la Fondazione Confindustria Cosenza ha festeggiato 100 anni di attività e per l'occasione è stata inaugurata all'interno della sede una mostra di immagini e cimeli che racconta un secolo di storia economica del territorio. Creato per l'occasione l'annullo filatelico del francobollo del centenario in collaborazione con Poste Italiane. Al taglio del nastro Oliverio Perugini e il presidente degli industriali Renato Pastore. Tra le imprese centenarie presenti Amarelli Fabbrica di Liquirizia, Automeccanica Cosentina e Renzelli 1803. Il Comune di Reggio Calabria, dopo aver ottenuto il finanziamento da parte della Commissione europea per l'apertura di un centro di informazione europea, ha organizzato dal 5 al 10 maggio 2010, con il coinvolgimento di 24 giovani provenienti dalla Polonia, Spagna, Romania e 16 giovani della città di Reggio Calabria e Rosarno, una simulazione dei lavori del Parlamento europeo secondo la nuova normativa introdotta dal Trattato di Lisbona. L'attività è organizzata grazie al progetto Work in Parliament finanziato dall'Agenzia Nazionale per i Giovani. Un convegno sulla cittadinanza attiva è stato organizzato ieri pomeriggio nell'aula magna dell'Istituto Commerciale Lucifero di Crotone, dall'Avis in collaborazione con CSV Aurora. Nell'occasione i rappresentanti dell'Avis, Giuseppe Perpiglia e Francesco Rizzuti, hanno fatto il punto sulla raccolta di sangue, che in provincia ha toccato quota 5.000 sacche e 3.200 donatori, sottolineando il decisivo supporto che il volontariato dà negli ospedali. Il convegno, che si è incentrato anche sul tema della solidarietà, ha visto un parterre di ospiti d'eccezione. Gigi Proietti è tornato a Catanzaro, questa volta non come regista del Nabucco, ma come protagonista del suo Di nuovo Buonasera, ovvero il meglio della sua produzione teatrale. Il mattatore è arrivato in città con netto anticipo per preparare al meglio lo spettacolo, record di incasso al Sistina, che verrà rappresentato per 3 serate dal 7 al 9 maggio al Politeama. Proietti ha incontrato la stampa con Marcello Curriolo, l'assessore comunale alla cultura Antonio Argirò e Alessandro Fioroni. Dal 18 al 22 maggio la città dello Stretto ospiterà la terza edizione della manifestazione Reggio Top Jazz Festival. L'iniziativa è stata presentata nel corso di una conferenza stampa dal vice sindaco Giuseppe Raffa, che ha sottolineato il grande valore artistico e culturale che la rassegna riveste. Ad illustrare il programma e i concerti che si terranno presso il Teatro Comunale Francesco Cilea è intervenuto il responsabile dell'evento Vincenzo Damiano. Ci saranno anche il presidente della Camera Gianfranco Fini e il giornalista Ennio Remondino all'8ª edizione del progetto Gutenberg, fiera del libro, della multimedialità e della musica, in programma a Catanzaro dal 18 al 22 maggio. L'iniziativa, promossa dal Liceo Classico Galluppi e dedicata al tema Ragioni e Passioni, è stata presentata ieri mattina presso l'Archivio Storico Comunale di Catanzaro. Subito dopo l'inaugurazione, martedì alle 15:30, Fini presenterà il suo libro Il futuro della libertà.